aircraft landing. Bentrovati ad un'altra puntata di Direzione Futuro. Oggi i miei ospiti sono dei genitori, perché la componente genitori è una componente molto importante e per Costituzione la famiglia è preposta all'educazione e alla formazione dei figli e non può esistere un piano formativo che possa essere rivolto ai bambini, ai ragazzi o anche ai giovani che non coinvolga direttamente le famiglie, perché altrimenti sarebbe a metà e le cose a metà sono fatte male. Allora, oggi abbiamo qui due genitori che fanno parte anche del consiglio d'istituto del Duca degli Abruzzi, che io mi onoro e mi fregio di presiedere, e parleremo con loro di ciò che la scuola rappresenta per i loro figli, ma soprattutto per loro, come genitori. E cercheremo di, in maniera molto semplice, proprio in maniera molto colloquiale, molto serena, di mettere in evidenza le opportunità, le possibilità che questa scuola offre a questi ragazzi. E cominciamo con la signora. Si presenti e cominciamo un attimino, le faccio una domanda. Buongiorno a tutti, io sono Lucia Inzirillo, sono la mamma di un'alunna che quest'anno sarà di diploma e di quinto superiore. Oltre ad essere la Presidente del Consiglio d'Istituto, che è un incarico che non mi aspettavo ma che mi onoro praticamente di ricoprire, proprio perché quando ho conosciuto questa scuola credevo che era molto difficile per i ragazzi intraprendere i loro sogni, realizzarli, lavorare in questo settore, perché vedevo questo settore come un settore che era irraggiungibile, quello che loro si prefissavano. E invece grazie alla scuola, alla dirigente, ai docenti che guidano questi ragazzi, ho avuto modo in questi anni di vedere che vengono accompagnati proprio al mondo del lavoro, ad essere inseriti in quello che sono la realizzazione dei propri sogni e quindi a fare realmente quello per la quale si sono formati e hanno scelto di fare. E questo li aiuta anche ad essere praticamente più motivati in quello che vogliono fare e a crescere e a studiare con più interesse, perché la scuola serve non solo ad imparare a contare o a parlare, ma anche a formarsi culturalmente e a stare in mezzo alla gente. In un momento così di grande difficoltà educativa, di fragilità, in cui questi ragazzi sono come le meteore impazzite a volte, no? E noi sappiamo di cosa parliamo. La scuola quanto conta per la serenità di una famiglia e per la crescita di un ragazzo o di una ragazza? Avere una scuola attenta è sicuramente importante, è fondamentale nel percorso di crescita dei nostri figli. E spesso noi ci confrontiamo con la scuola, seguiamo passo passo i nostri figli, abbiamo l'esempio di ciò che fanno in casa e ciò che fanno fuori e sicuramente si riesce a dare un'educazione con le giuste basi per farli diventare poi delle persone migliori. Quindi la collaborazione con la scuola, ritenere che la scuola, seppur nel proprio ruolo, abbia un'efficacia di intervento formativo, così come la famiglia, è fondamentale, quindi interloquire, no? Colloquiare, benissimo, senza guardarsi come l'un contrapposto all'altro, no? Ma arrivare allo stesso obiettivo. Il nostro obiettivo, d'altra parte, è la formazione di questi ragazzi. Perché avete assecondato la scelta dei vostri figli? Cioè, oltre al fatto che magari la signora ha già detto che mi sembrava irraggiungibile questa cosa, e adesso piano piano invece si è resa conto che invece è raggiungibilissimo. Ma in quel momento, quando pensava che non fosse raggiungibile, perché ha detto sì? Perché a volte i genitori sono anche quelli che dicono no.
Perché come genitori, io con mio marito abbiamo sempre scelto di lasciare liberi i nostri figli. Io ho 2 figli, tutti e 2 liberi delle loro scelte, col rischio anche di sbagliare, perché è giusto che sbaglino, perché noi genitori possiamo accompagnarli, supportarli, ma poi devono essere loro a scegliere e a fare le loro scelte. Per il resto c'è da dire che ci siamo ritrovati in una scuola che non è una scuola e basta che forma, perché avere una scuola che crea tante attività, che fa vivere la scuola non solo nelle ore di mattina ma anche in altri momenti, e che quindi fa sì che proprio in questo momento difficile i ragazzi stiano più tra di loro, più in un ambiente sano, che a vivere esperienze magari negative in ambienti che sono poco raccomandabili, è importante. Quindi avere la certezza, io prendo il mio esempio di una ragazza che viene da quasi 80 km, che è in un ambiente sano e che quindi non è in giro per la città dove ci sono tanti pericoli, magari a fare delle cose che possono essere pericolose per piacere, perché lo fa perché gli piace, lo fa perché praticamente si sente coinvolta e si sente stimolata in quello che fa, è sempre importante, e questo è quello che ho riscontrato all'interno di questa scuola. D'altra parte la scuola deve essere questo, un ambiente accogliente di apprendimento, un ambiente intenzionale dove appunto c'è l'intenzionalità di raggiungere degli obiettivi. Lei è comandante pilota, Sì. questo lo so, e vive il mare in un certo modo e nel modo in cui lo sa vivere. E sua figlia ha intrapreso in qualche modo la sua stessa strada, Sì. ne è contento? Assolutamente, sì, sì. Tra l'altro è di terza generazione, perché anche mio padre Ah, ha e quindi fatto lo stesso è una percorso. tradizione familiare? Sì, 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 sì. Ma, Viene da una famiglia di marittimi. ok, ecco. ma lei consiglierebbe ad un'altra famiglia che non ha tradizioni marinaresche e marittime, perché comunque la nostra scuola, il Duca degli Abruzzi, penso che offra anche qualche altra cosa, Esatto. di iscrivere i loro figli da Assolutamente. lì? Lo faccio sempre, quando mi confronto con amici, parenti, tant'è vero c'è anche mio nipote a scuola da voi, e parliamo di quanto oggi questa scuola riesce a dare in termini di preparazione e di come sia attenta all'evolversi dei mercati del lavoro, perché io ho vissuto un nautico che era un passaggio per andare a fare ciò che mi piaceva, invece mia figlia sta vivendo un qualcosa che la forma veramente, cioè che veramente vedo che i ragazzi sono già pronti, già sanno a cosa vanno incontro, cosa sarà il domani, cosa che prima non esisteva, era una sorpresa, dici chissà se mi piace, no? Uno usciva da scuola pensando chissà se riesco a farlo. Comandante, lei era presente il giorno 20 all'inaugurazione Sì. dell'anno accademico dell'ITS Academy. Sì. Le sue impressioni e cosa pensa dell'ITS Academy? Io sono rimasto estupefatto di tutte le attività che svolgete e di come siete attenti al mondo del lavoro. Batto sempre su questo punto perché prima la scuola era lontanissima dal mondo del lavoro, oggi voi siete dentro, voi riuscite ad essere anche un attimo avanti a quello che sono gli sviluppi, perché noi più o meno, essendo io nel ramo, so verso quali direzioni si sta andando e voi già siete presenti, già siete lì pronti a formare i ragazzi in queste nuove attività che girano attorno al mare e state riuscendo a dare rilevanza a un settore che in Italia per tanti anni è stato snobbato, mentre l'Italia è il paese in Europa che ha il maggior numero di porti e la più grande estensione costiera e veramente dobbiamo in futuro diventare il pontile d'Europa, perché è il miglior modo per accompagnare l'Europa a questa transizione ecologica e quindi ci sarà tanta occupazione e voi state mettendo nelle condizioni di portare i giovani a essere pronti a questi nuovi traguardi anche per la nostra Quindi nazione. l'ITS Academy è un segmento formativo di grande qualità ed è molto importante per questi giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Ma la prova è di come gli armatori vi seguono e vi Devo dire stimano. tutte le aziende, anche nel campo della Sì, logistica, anche la dell'energia, ormai è diventata quasi, come dire, sono degli appuntamenti di grande festa quasi, sì. no? E di grande condivisione dei risultati raggiunti. E negli anni vedo sempre più partecipazione anche da parte delle aziende. Sì. Le sfide però sono ancora tante, le sfide sono tante e ovviamente saranno sfide vinte solo se da parte delle famiglie avremo la collaborazione, perché come sempre dico io,
il ragazzo è sempre lo stesso, no? Lo studente diventa lavoratore, diventa cadetto, diventa marittimo, diventa ufficiale, diventa tecnico, ma il rapporto tra la scuola, l'ente di formazione, la formazione superiore, l'ITS Academy con le famiglie è fondamentale, anche se i ragazzi poi sono grandi e sanno camminare sulle loro gambe, però se parliamo una lingua condivisa, se parliamo la stessa lingua e raggiungiamo e abbiamo delle mete importanti, condivisibili, sicuramente loro non si confondono, perché altrimenti perdono anche loro l'itinerario. Bene, è stato un grande piacere avervi qua e soprattutto poter parlare di scuola con dei genitori che la scuola la vivono, anche di riflesso da parte dei loro figli, ma la vivono in modo attivo perché voi fate parte dell'organismo più importante a livello politico della scuola, che è il Consiglio di Istituto, però siete anche dei genitori attenti per il futuro dei vostri figli e quindi sarete presenti anche con i percorsi che loro intraprenderanno. Quindi grazie e alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi. Cabin crew, prepare for landing.